cantiere va avanti, così il governatore del Veneto dopo l'annuncio di ispezioni sulla Pedemontana da parte del ministro 5 Stelle Toninelli. È un'opera attesa da chi la vuole fermare, dovrà assumersene le responsabilità. Grave incidente sul lavoro nel Trevigiano, operaio di Spineda cade da 7 metri dopo il cedimento del tetto del capannone dove stava lavorando. Sente dei rumori, si affaccia alla finestra e vede dei ladri in giardino, il proprietario di una villetta spara in aria per farli fuggire, è accaduto nel Trevigiano. Da deputato a commesso fa discutere la storia del veneziano Michele Mognato, tornato al suo lavoro di commesso, non mi pento di nulla ma la politica resta una grande passione. Nuova app messa a punto da Regione ARPA per monitorare l'avvicinarsi di temporali intensi o molto intensi, guerra alle previsioni fake che fanno scappare i turisti da montagne e spiagge. Padova sarà presa d'assalto da 100.000 persone per 2 concerti da tutto esaurito di Vasco Rossi, ma qualcuno è già arrivato in città. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, lo avete dunque sentito dai titoli in apertura, le scelte del governo, le sue conseguenze in Veneto a partire dalla Pedemontana dopo l'annuncio di ispezioni sulla grande opera da parte del ministro 5 Stelle Toninelli. Le parole del governatore Luca Zaia suonano come un out-out. Sentiamo. L'opera più grande oggi in cantiere in Italia, 2 miliardi 258 milioni di euro, che verrà consegnata, ultimata, finita entro settembre 2020. Già nei prossimi mesi apriremo un primo tratto. Questa è l'opera. Se poi qualcuno la vuole fermare, non fa altro che firmare su un pezzo di carta l'arresto del cantiere. Messaggio chiaro, mittente il governatore del Veneto, destinatario il Movimento 5 Stelle, socio più che alleato di governo con la Lega, ma le cui posizioni si trovano in contrasto su alcuni punti determinanti. Vedi alla voce grandi opere, vedi alla voce Pedemontana, perché anche l'attesissima superstrada è finita assieme a Mose e TAV nel mirino della futura ispezione del neo ministro alle infrastrutture Toninelli. Attenta analisi di costi e benefici, dice il pentastellato, ma lo spettro di veder fermare l'opera fa levare un coro che dal Veneto suona più o meno così. Impossibile fermare la Pedemontana, impossibile, dannoso e inutile. Io penso che sia il Ministero delle Infrastrutture e non delle disinfrastrutture. Certo è che noi l'abbiamo messa in discussione per primi perché abbiamo coinvolto l'Avvocatura dello Stato, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, abbiamo coinvolto e segnalato il tutto all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Oggi c'è un cantiere. Governo e Regione legati a doppio filo anche su un altro fronte, la questione CIE. I centri di identificazione ed espulsione migranti che il neo ministro all'interno, ma anche il leader del Carroccio Salvini, vuole in ogni regione. Balzo all'indietro rispetto alle posizioni di nemmeno 2 anni fa? No, dice Zaia, che puntualizza. Il CIE innanzitutto, è bene spiegarlo ai cittadini, non è una mega caserma piena di migranti che devono essere espulsi. Tra l'altro il CIE, fra virgolette, magari sbaglio il termine, il regime di semidetenzione, cioè non possono uscire dal CIE quelli in attesa di essere espulsi. Stiamo parlando di struttura con massimo 100 posti, stiamo parlando di struttura con massimo 100 posti. Ho sempre detto di no, ovvio che oggi c'è una grande novità. C'è una grande novità che è quella di un progetto organico, mai si è visto un ministro dell'interno, un progetto organico che parte da quelle coste, parte dagli accordi internazionali. Infine sulla tratta Roma-Venezia la stazione più attesa è quella dell'autonomia, con il ministro veneto e leghista Erika Stefani già contatti, entro un mese la presentazione del progetto finale al Palazzo Chigi, seguendo un modello chiaro. Assemblea legiferante regionale, col modello Trentino-Alto Adige, e poi l'autonomia che si percepisce e si respiri nel territorio, quindi tutto trasferito a cascata a comuni e province. Ancora un grave infortunio sul lavoro, il nuovo dramma si è consumato a Vazzola, un operaio è precipitato da un'altezza di 7 metri mentre si trovava sul tetto di una fabbrica. Sembra che una parte della struttura abbia ceduto facendolo cadere. Immediato l'intervento del SUEM che ha trasportato l'uomo, un 47enne di Spinea, all'ospedale di Cafoncello di Treviso in gravi condizioni con un trauma cranico e vertebrale. Sul posto anche i tecnici dello Spisal e di Carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente. E rimangono critiche invece le condizioni degli operai feriti nell'incidente ad Acciaierie Venete. In attesa del dissequestro si è tenuto un vertice tra aziende e sindacati.
È durato oltre 4 ore l'incontro fra i sindacati e i dirigenti di Acciaierie Venete. Primo punto, le condizioni dei lavoratori feriti, che rimangono critiche. Tutte le discussioni sulla ripartenza delle acciaierie sono state invece sospese fino alla decisione di dissequestro e alle valutazioni dello Spisal sulle condizioni di ripresa lavorativa. Secondo Lori Scarpa, segretario FIOM CGIL di Padova, questa situazione deve determinare un nuovo modo di pensare le attività siderurgiche e anche delle nuove condizioni di lavoro e di consapevolezza per i lavoratori. In queste ore intanto si è svolto l'ultimo accertamento non ripetibile della Procura, dopodiché si potrebbe andare al dissequestro dell'area. Venerdì si terrà l'assemblea fra i lavoratori, i delegati e il sindacato per fare il punto sulle prossime mosse legate al futuro delle acciaierie venete. Un principio di incendio alla fonderia Simar a Porto Marghera ha fatto temere il peggio questa mattina. L'allarme è scattato intorno alle 10 nello stabilimento che ha sede in via delle Industrie. A quell'ora la fuoriuscita di zinco fuso da un forno ha scatenato fiamme, fumo e vapore. Il metallo liquido è caduto nelle sottovasche di contenimento, nelle cui vicinanze fortunatamente non si trovava nessun lavoratore. La richiesta di intervento al 115 ha fatto convergere in zone i vigili del fuoco con 12 operatori e 5 mezzi, tra cui il nucleo NBCR. Spento l'incendio, i pompieri hanno messo in sicurezza il reparto, monitorato le procedure di raffreddamento del metallo liquido. La Simar, società metalli di Marghera, è una delle industrie più longeve di Porto Marghera, avviata nel 1934 prima come azienda per la trasformazione dei minerali estratti dagli ex giacimenti sardi di Montevecchio, poi rilevata da Eni Risorse nel 1997, è del gruppo industriale privato Cordifin che fa capo alla famiglia Cordioli di Verona. Ed ancora cronaca, sente dei rumori, si affaccia alla finestra e vede dei ladri in giardino, non ci pensa due volte il proprietario di una villetta, prende la pistola e spara in aria per farli fuggire. È accaduto la notte scorsa a Gorgo al Monticano, sul posto i carabinieri. Sono le 3 del mattino quando il proprietario di una villetta poco lontano dal centro di Gorgo al Monticano sente dei rumori. Si sveglia di soprassalto e si precipita alla finestra. In giardino ci sono dei ladri che stanno per entrare in casa. L'uomo non ci pensa due volte, prende una pistola regolarmente detenuta e spara un colpo in aria per farli fuggire. I ladri infatti scappano attraverso i campi vicini, probabilmente per raggiungere l'auto che li attende poco distante. Il proprietario immediatamente allerta i carabinieri che raggiungono la villetta con 2 pattuglie. La zona viene perlustrata dai militari, ma dei ladri nessuna traccia. L'uomo ovviamente sporge denuncia spiegando di aver sparato in aria, colpo fra l'altro che è stato sentito anche dai vicini di casa che si sono svegliati ed hanno chiamato le forze dell'ordine chiedendo il motivo dello sparo. Nella casa dormivano anche la moglie ed il figlio che in un primo momento non si sono accorti di nulla, non avevano sentito i rumori. Grazie alla prontezza di riflessi del capofamiglia il colpo dei malviventi è andato a vuoto. Sul tentato furto ora indagano i carabinieri. Grazie alla prontezza di un cittadino, una minorenne straniera è stata bloccata dalla polizia dopo che aveva imbrogliato e derubato un'anziana. Un'altra anziana truffata con una banale scusa e derubata con la classica tecnica dell'abbraccio. Questa volta però a una 17enne incinta che ha approfittato del buon cuore della 78enne non è andata liscia. Lunedì verso le 9 in via Calucci a Mestre, dopo essersi avvicinata per l'abbraccio e 3 baci, ha sfilato la collana del valore di circa 1.000 euro alla donna, che accortasi ha iniziato ad urlare, attirando l'attenzione di un uomo che passeggiava con la moglie e che non ha esitato a intervenire. Il ruolo del cittadino modello è stato assolutamente determinante, in quanto appena si è accorto che questa signora aveva subito un furto e in particolare la sottrazione della sua collana con movimento furtivo, e ha raggiunto l'autrice minorenne di questa azione e l'ha bloccata in modo da consentire al personale di polizia operante di rintracciarla e di procedere secondo competenza. Il cittadino è un gondoliere 51enne che però ritiene di non aver fatto nulla di speciale. Per questo ha preferito non rendersi protagonista della vicenda. Ricevuto dal questore ha detto di non aver fatto nulla di particolare. Semplicemente ha rappresentato che riteneva di aver fatto una cosa dovuta
che non avesse fatto nulla di particolarmente eclatante, che semplicemente ha dato una mano a una signora che ha capito essere in difficoltà, quindi assolutamente un cittadino modello. Questo è il messaggio che noi desideriamo rimarcare e che ogni volta che ci incontriamo abbiamo piacere di ripetere, ossia quello secondo cui la sicurezza non è semplicemente un bene che viene calato dall'alto, bensì il risultato di una rete tra tutti nel territorio di competenza. Dai controlli è emerso come la 17enne fosse già destinataria della richiesta di misura cautelare emessa dal GIP di Bologna. In aggiunta è stata denunciata per furto con destrezza e condotta in una struttura minorile di Massa Carrara. Risultati a breve, a dirlo il questore di Venezia dopo l'ultima morte per overdose avvenuta a Mestre. I carabinieri si lavora incessantemente. Sentiamo. C'è una grossissima attività posta in essere da tutte le forze di polizia, in particolare noi stiamo lavorando su un ramo, l'Arma dei Carabinieri su un altro, sicuramente entro breve tempo avremo dei riscontri. A margine delle celebrazioni per i 204 anni dell'Arma dei Carabinieri, il questore di Venezia Vito Gagliardi ha definito imminente la risoluzione della questione legata alle morti per overdose a causa della cosiddetta eroina gialla, venduta dagli spacciatori nigeriani. L'ultimo decesso in via Montenero a Mestre lunedì verso le 16. Un quarantenne di Murano si è accasciato a terra e non c'è stato nulla da fare. E mentre i carabinieri indagano, si allunga la lista dei decessi che dalla scorsa estate tra Mestre e Marghera sono arrivati a 23. Stiamo lavorando incessantemente sia noi che anche le altre forze di polizia e anche la polizia locale. E non è un problema semplice, è un problema complesso perché è un problema legato anche al fenomeno della presenza di molti extracomunitari, di persone che sono irregolari e che purtroppo spesso anche abbiamo difficoltà ad allontanare dal nostro paese. La droga è un problema su cui l'Arma dei Carabinieri ha sempre posto molta attenzione. Sicuramente la provincia di Venezia, Marghera, Mestre sono due centri dove è un dato concreto quello dove c'è in questo momento da fare lo sforzo più grande, c'è da lavorare molto, c'è da lavorare con incisività. È una cosa a cui non ci sottraiamo. Dopo mesi di overdose mortali e in attesa della risposta da chi sta indagando, il fenomeno si espande con l'aumento dei pusher nigeriani sul territorio, soprattutto nelle zone calde di Mestre. Quanto è avvenuto è un termometro importante al quale bisogna prestare la giusta attenzione e non mollare la presa, e così noi stiamo continuando a fare proprio con l'impegno massimo dell'amministrazione assieme alla collaborazione delle altre forze di polizia per garantire la massima vigilanza nel territorio. Ed ancora cronaca, espulsione in tempi record per il nigeriano che aggredì i militari dell'esercito in Campomarzo a Vicenza. Un uomo pericoloso e per questo allontanato, o meglio rimpatriato, nonostante gli fosse stata riconosciuta una protezione per motivi umanitari, perché padre di un figlio minore. Lo avevamo conosciuto a Campomarzo, uno dei tanti nigeriani con precedenti per spaccio, già arrestato e poi subito liberato ad ottobre. Un mese fa, il 17 aprile, aveva morso uno dei militari dopo aver accerchiato alcuni di loro con dei compagni. Si era opposto al controllo dei documenti. Questa volta la polizia ha eseguito un'espulsione lampo su provvedimento emesso dal prefetto di Vicenza. È stato accompagnato ieri sera a Bologna e da lì rimpatriato con un volo diretto. Vicini al cittadino, festa per i 204 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri che lanciano l'allarme sull'aumento delle truffe agli anziani, priorità operativa per il 2018. A Padova in crescita anche le denunce per guida in stato di ebbrezza. Presenza capillare nel territorio, una divisa garanzia di sicurezza. I carabinieri lanciano l'allarme per una delle fasce più deboli della popolazione in occasione della festa per i 204 anni dalla fondazione. Segno meno per diversi reati, compresi i furti. A saltare all'occhio è l'aumento delle truffe agli anziani. 300 quelle compiute nel Veneto nel 2017, un giro del malaffare da 750.000 euro, 130 quelle scoperte.
una priorità operativa, spiega il generale di brigata Giuseppe Lagala. I primi risultati quest'anno sono stati molto confortanti e speriamo appunto di limitare o comunque, se possibile, sconfiggere totalmente queste organizzazioni che approfittano della debolezza appunto degli anziani. Sempre più numerosi gli incontri sul territorio, come quelli porta a porta dei carabinieri rigorosamente in divisa. Una strategia che stiamo seguendo fra le altre, anche per contrastare questo tipo di fenomeni, è contattare quanto più possibili obiettivi dei criminali con un porta a porta. D'altra parte la tradizione dell'arma, abbiamo i comandanti di stazione, i carabinieri della stazione che sono conosciuti nel paese e quindi diciamo che è sempre stata la tradizione dell'arma avere un servizio porta a porta, è una vocazione. 1200 gli arresti in Veneto, 9000 le persone denunciate, a Padova quasi 100.000 le chiamate al 112, sempre più servizio di prossimità. In crescita gli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza, 178 le patenti ritirate tra la città del Santo e la provincia, dove nel 2017 sono state elevate oltre 1500 contravvenzioni. Dopo un ventennio da protagonista assoluto della politica veneziana, Michele Mognato è tornato al suo lavoro di commesso senza sentire la mancanza del Parlamento. Tornare in un posto di lavoro dopo 100 anni è un grande cambiamento, ma si fa, insomma, la fortuna oggi è avere un lavoro, quindi io posso dichiararmi fortunato di poter essere tornato nel mio posto di lavoro. Vice sindaco di Venezia, pro sindaco di Mestre, segretario provinciale del PD e poi onorevole. Ora Michele Mognato è tornato al suo lavoro di commesso in un grande magazzino di Marghera dopo un'aspettativa durata 18 anni. Alla faccia di chi lo accusava di far parte della famigerata casta tra le cui schiere un paracadute si trova sempre. C'è chi ti vede, ti riconosce e quindi magari è contento che tu sei tornato a lavorare e quindi... oppure magari tanta gente che non sapeva nemmeno che io lavoravo già prima lì e tanta gente che ti guarda con rispetto, persone che ti guardano con rispetto e magari si chiede perché non sei riuscito a trovare una collocazione diversa, ma io penso che ognuno ha la propria dignità, il proprio orgoglio e quindi io non ho nulla né da pentirmi di quello che ho fatto né da pentirmi di quello che sto facendo adesso. Nessun rimpianto per la sua parabola personale, ma una punta di amarezza per quella di un centrosinistra italiano sempre più distante dal mondo operaio, prigioniero di uno snobismo da classe agiata. La grande forza della politica del Novecento e anche in questi anni è permettere a persone che magari hanno scelto di non studiare o non hanno potuto studiare e hanno fatto un lavoro di poter diventare amministratori o politici e quindi questa è la politica è anche riscossa sociale, riscossa civica, quindi avvicina le persone che non, anche chi in qualche modo fa un lavoro normalissimo e questo quindi è il grande pregio della politica. Tornare dopo un ventennio nel mondo del lavoro, racconta, significa toccare con mano come questo sia cambiato. Purtroppo le riforme degli ultimi governi hanno contribuito al peggioramento delle condizioni generali. C'è più precarietà, c'è più incertezza. C'è più preoccupazione di persone che magari hanno la mia età, che insomma non sono più giovanissime, di vedere il proprio futuro con arrivare alla pensione, quindi il primo argomento per esempio è la Fornero per chi ha una certa età, la riforma della Fornero o la pensione. Ed ora ci fermiamo un attimo, una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari ed ora parliamo di uno strumento divulgativo utile anche contro le previsioni fake dei siti che fanno scappare anzitempo i turisti da montagna e dalle spiagge. La Regione ha presentato la nuova app messa a punto dall'ARPAV che monitora l'avvicinarsi di temporali intensi o molto intensi. Vediamo. È una nuova app fatta dalla Regione insieme ad ARPAV che serve a rendere edotti i cittadini su eventuali fenomeni meteorologici particolarmente intensi come possono essere temporali. Di siti e applicazioni che annunciano maltempo che poi non si verifica, la Regione ne aveva abbastanza, così per dare un taglio alle fake news sul meteo il Veneto ha messo a punto tramite la sua agenzia ARPAV un'app per smartphone che allerta l'utente sull'arrivo di precipitazioni intense o molto intense.
Quando un temporale di classe intenso o molto intenso a seconda della classazione che uno ha scelto entra nella circonferenza corrispondente al raggio che lui ha scelto, gli arriva automaticamente sul cellulare un push, un segnale, e questo gli consente di andare a vedere all'interno della app come si stanno muovendo i temporali. La presentazione ufficiale di app temporali stamani a Palazzo Balbi, uno strumento divulgativo e di autotutela della cittadinanza in caso di situazioni che possono causare danni o più semplicemente per programmare una gita fuori porta, in montagna come al mare. Cosa può fare l'utente? Può scegliere se essere avvisato per temporali intensi o molto intensi, due classi di intensità. Temporali intensi vuol dire una precipitazione di 20-25 mm all'ora, quindi già sostenuta. Un nuovo sistema per il monitoraggio e la segnalazione in tempo reale della presenza di temporali o in generale di precipitazioni intense, che nasce dalla possibilità data dai radar di fornire dati elaborabili in modo automatico e in tempi molto brevi. Nel panorama italiano allo stato attuale è disponibile solo un sistema simile sviluppato da ARPA Piemonte, mentre App Temporali porta a 8 le applicazioni sviluppate da ARPA. Padova sarà presa d'assalto da 100.000 persone per 2 concerti da tutto esaurito di Vasco Rossi, ma qualcuno è già arrivato in città. Vediamo. Molti di coloro che percorrono la tangenziale di Padova lo hanno notato, questo piccolo accampamento che oramai da diversi giorni cresce davanti allo stadio Euganeo. Da dove vieni? Da Pesaro. E da quanto tempo sei qui? Sabato notte. Dove viene? Da Bologna, Como. Da Imola. Questo singolare ensemble di giovani e meno giovani provenienti da varie zone d'Italia è solo l'antipasto dell'invasione di almeno 80.000 persone in arrivo qui per la doppia tappa da tutto esaurito di Vasco Rossi. Pur di vedere, anzi in molti casi di rivedere il proprio idolo da vicino, questi giovani sono disposti ad attendere per notti e giorni accanto ai cancelli d'ingresso dello stadio, ma una critica ce l'hanno anche loro. Perché lei sul prezzo del biglietto e cosa pensi? È troppo esagerato. Troppo. Quanto hai pagato? 110. Faccia conto che nel 2005 costava 40 euro. E come si giustifica secondo te? Chiediamolo loro. In prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le misure prese sono impressionanti ma proporzionate alla marea di persone che si riverseranno sull'area. In campo ci saranno circa 200 agenti. La chiamata è per tutti, dalle forze dell'ordine ai vigili del fuoco, dalla polizia municipale alla protezione civile. Rigidi i controlli agli ingressi, fanno sapere dall'organizzazione, viste anche i nuovi indirizzi nazionali. E sono stati posizionati per la prima volta anche i metal detector, quelli a colonnina, tipo proprio quelli degli aeroporti, quindi ogni persona dovrà fare passare per questo tipo di controllo. Controlli lunghi che fanno consigliare di recarsi allo stadio già diverse ore prima dell'evento. Non hanno di certo questo problema i ragazzi che sono qui da diverse notti, coi versi del loro idolo tatuati sulla pelle e una fedeltà da Guinness dei primati. Siamo arrivati quasi al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, ospite in studio Domenico Lo Sapio, candidato sindaco per Treviso Movimento 5 Stelle. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Instabilità sulle Alpi, meglio invece altrove. Vediamo il dettaglio di mercoledì 6 giugno. Sul Veneto al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco sparso, possibile soprattutto sui settori nord-occidentali. Asciutto e in genere soleggiato altrove. In serata piogge anche sul resto della regione. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 28 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, temporali quasi ovunque al mattino, generalmente di debole intensità. Lieve miglioramento dal pomeriggio con fenomeni quasi esclusivamente sui settori alpini, ma peggiora ovunque nuovamente in serata. Temperature minime comprese tra 18 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 24 e 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, dove sarà bel tempo ovunque al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.
Dal pomeriggio deciso peggioramento un po' ovunque, con temporali sparsi ma piuttosto frequenti. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 anche per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.